Come guarda, parchi. Viene Ernesto perché l'ha scritto lui là. Adesso. E invece Il loro reparto. Ti nascosto un gruppo roba. Mettiti vicino alla lampada. Facciamo tutti i mulari. Mettetevi tutti in larga, dai. Ernesto, dai. Savannah, aiuto. Alberto. Sabi anziana, farla. Anna, io e noi no. Aspetta che stanno rifando. dopo ve la dovete fare intorno alla... Tutti i mingherlini. Stringetevi che sennò la... Alberto, vieni. Sempre. Iniziamo. Tanto saremo veloci perché c'è freddo. No, sto scherzando. Però abbiamo il vino. Allora, grazie a tutti intanto di essere qua oggi. Ieri era, come sapete, la giornata del ricordo di tutti gli italiani che il 10 diciamo, hanno purtroppo avuto una sorte triste in quelle terre e sono stati infoibati. Come ha detto il Presidente della Repubblica ieri, quando ha parlato delle foibe, ha detto che nessuna dittatura va bene perché distorce la verità. Per tanti anni la verità sulle foibe diciamo nascosta. Quindi adesso oggi con questa targa vogliamo ricordare due dei nostri concittadini che hanno avuto un triste destino in quelle terre e che questa è la loro terra, perché poi questo tratto è stato donato dalla famiglia Mulargia al comune di Bulzi e già dal 19 di gennaio noi avevamo con delibera di giunta intestato tutto questo terreno come piazza dei fratelli Mulargia. Quindi oggi scopriremo la targa che li ricorderà per sempre, per tutti, per questi due valorosi cittadini che meritano il nostro apprezzamento. Vi ringrazio. La frase che è scritta sulla targa l'ha scritta Ernesto, perché giustamente aveva piacere di onorare i suoi cugini. Ecco, è venuto anche Don Luciano, mi fa molto piacere, dopo benedirà la targa appena la scopriremo. Luciano, grazie di essere venuto, so che sta facendo fare ritardo in chiesa. Grazie magari. a voi, ma le pecore vedo che sono del recinto buono, per cui possono aspettare. Va bene, grazie mille. Ernesto, togliamola. Guarda che ci sono dei piccoli cugni. Abbiamo i cugni, piano piano. Eccola qua. Se vuoi leggere anche la frase dopo. Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre buono e misericordioso, per la tua infinita misericordia, hai donato la vita ad Antonio Pietro Mulargia e a Leonardo Antonio Mulargia, donando a loro la vita e riconoscendo in loro davvero il martirio del 1945, in memoria di questi nostri fratelli caduti nelle foibe, onores de glorias a guerra, a vida vostra patria, a Cisdadu, e pro difendersi a vostra terra, con forza e con coros a lottadu. Credo che non ci sia frase migliore se non davvero questa frase che a livello umanistico e anche, come dire, vocazionale, Pietro Antonio e Antonio Leonardo hanno fatto quanto davvero hanno fatto per la difesa, davvero per la pace e l'unità dei cristiani. E la comunità di Bulzi, in memore di questo ricordo di questi nostri fratelli, ne ricorda la loro venerata memoria proprio attraverso questa targa che qui è incisa sul marmo, ma i nomi di questi nostri fratelli devono essere incisi nel nostro cuore per non dimenticare quanto loro hanno fatto per noi. E noi oggi pellegrini in questa terra vogliamo ripercorrere davvero il cammino portando nel nostro cuore non una memoria
ma un ricordo indelebile che rimarrà per sempre e per quelli che verranno dopo di noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dio onnipotente ed eterno, manda dal cielo il tuo angelo a benedire, confortare, proteggere e illuminare la nostra comunità di Bulsi in questa giornata dedicata alla Vergine di Lourdes. Oggi ricordiamo anche tutti i nostri cari ammalati e attraverso la memoria della Vergine Maria di Lourdes preghiamo il Signore perché conceda il riposo eterno ad Antonio Pietro Mulargia e a Leonardo Antonio Mulargia, perché la loro anima riposi nella pace dei giusti e possano godere della risurrezione eterna. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E su tutti voi qui presenti, che saluto il sindaco, saluto tutti voi qui presenti che non avete avuto paura, come dire, anche del freddo e del cielo, e anche il parroco. Memento, audere sempre, ricordati sempre del ricordo che non dobbiamo mai dimenticare ciò che i nostri fratelli e sorelle hanno dato la vita per noi, per la nostra salvezza. Gesù Cristo è il primo martire e se noi siamo buoni cristiani dobbiamo dare anche noi la vita per gli altri, lo diceva anche San Giovanni Paolo II. Allora nella messa che oggi celebrerò ricorderò anche a loro due oggi, va bene? Il Signore sia con voi, intercedente la Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che poi, manco a farla apposta, abbiamo qui la Madonnina di Lourdes, non poteva esserci occasione migliore. Il sindaco mi ha, come dire, anteceduto alla memoria. Grazie davvero. Grazie per tutto ciò che voi fate per questi nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato un ricordo indelebile davvero nella nostra comunità e nel cuore di chi veramente ci tiene a queste cose. Cerchiamo sempre di spolverarle, riesumarle, non possono passare inosservate. Ricordiamoci che siamo sempre debitori nei loro confronti. Buona serata a tutti. E adesso vi potete fare la foto vicino. Dopo. Già dici che poi è savistica. Ho approfittato due ormai, una linea perché
bene, bravo. No, come terzo Francisco Copiano? Non mi terzo Francisco. Grazie Silvio. No, Fante. Fate sì. Sì. Bascito che comprova. Padre di tuo padre, se ne ragione. Guarda di mio padre. Lui non l'ha riconosciuto. Sì, sì. Io sono un fede carabinieri. Bene, quindi grazie a tutti di essere qui stasera. Come abbiamo già avuto modo di dire la volta scorsa, la mostra è stata inaugurata il 26 e la mostra è stata diciamo, voluta dall'amministrazione insieme alla biblioteca dove lavoro per ricordare tutti i caduti, quelli che sono tornati e che ovviamente oggi non ci sono più e che comunque hanno partecipato alle due guerre mondiali. Quindi nella mostra troverete fotografie, documenti, cimeli delle famiglie che hanno dato insomma, questi preziosi tesori, chiamiamoli così, di tante persone di Bulzi che hanno fatto sia la prima che la seconda guerra mondiale. L'obiettivo era quello poi di arrivare alla data di oggi per ricordare due bulzesi in particolare, non perché meritavano più di altri o per alcuni motivi, ma per il semplice fatto che questi due bulzesi, a differenza degli altri caduti in guerra o dispersi al fronte, eccetera, hanno subito un destino diverso, perché sono appunto morti nelle foibe per le quali ieri appunto ricorreva il giorno del ricordo. Per cui, oltre a questo motivo ovviamente, sappiamo che in particolare Anton Pietro è stato anche uno dei protagonisti della seconda guerra mondiale, perché si è distinto per atti di eroismo proprio durante alcune battaglie della seconda guerra mondiale. Il convegno di oggi si svolgerà in questo modo. Intanto ringrazio Davide della Scuola Civica di Musica che ci accompagnerà col violino durante le fasi del convegno, che inizierà così,
farò una piccola introduzione per capire dove siamo e di cosa stiamo parlando, quindi una piccola introduzione sulle foibe, su quello che sono state le foibe e su come, diciamo, si è arrivati a questa tragedia del XX secolo. E dopodiché vi parlerò dei due fratelli Muraglia. Quindi ora voglio iniziare appunto leggendo il testo che istituisce la giornata del ricordo. La Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale d'Italia. Già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza di quelle terre, nell'autunno del 43, si intrecciarono un giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 47 e che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica. Giorgio Napolitano. Quindi la complessa questione del confine orientale d'Italia. Dobbiamo tornare indietro perché la frontiera orientale d'Italia è la lunga fascia costiera dell'Adriatico orientale che dal Golfo di Trieste scende fino al Montenegro. Si tratta di una zona di sovrapposizione tra periferie, quella del mondo latino e quella del mondo slavo. Questi territori corrispondono alle regioni storiche della Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. Tali terre, a partire dalla primavera dei popoli del 1848, furono contese da popolazioni slave e italiane,
generando tra le due fazioni forti conflittualità. Siamo nei territori che praticamente fino al XVII secolo appartenevano alla Repubblica di Venezia, che estese il suo dominio soprattutto sulle cittadine costiere dell'Istria, delle isole del Cornaro e sulle coste della Dalmazia, che erano abitate prevalentemente da popolazioni romanizzate fin dai tempi più antichi. A Pola c'è un'arena, c'è un Colosseo che credo ci stia dentro il Colosseo di Roma, quindi sono territori che erano romani prima e italiani dopo. C'è da dire che fino al XIX secolo gli abitanti di queste terre non conoscevano una identificazione nazionale, visto che si definivano genericamente istriani o dalmati, o di cultura romanza o di cultura slava, senza il benché minimo accenno a concetti patriottici oppure nazionalistici. Vi era una differenza di carattere linguistico-culturale tra città costiere, prevalentemente romanzo-italiche, e le città delle campagne dell'entroterra, in parte slave o slavizzate. Le classi dominanti, prevalentemente l'aristocrazia e la borghesia, erano ovunque di lingua italiana, anche se di origine slava. La lingua parlata prevalentemente era l'italiano, il veneto, il friulano e la lingua istriota. Fino all'Ottocento in Venezia Giulia e nel Quarnaro in Dalmazia le popolazioni di lingua romanza e slava convissero pacificamente. Con la primavera dei popoli del 1848-49 anche nell'Adriatico orientale il sentimento di appartenenza nazionale cominciò a estendersi alle masse e fu solo a partire da tale anno che il termine italiano cessò di essere una mera espressione di appartenenza geografica e cominciò ad implicare l'appartenenza ad una nazione, quella italiana. Analogo processo però subirono le altre entità culturali, che si vennero pertanto a definire come i moderni gruppi nazionali che oggi conosciamo come sloveni, croati e serbi, perché la Jugoslavia fondamentalmente non è mai esistita se non nell'unione che fece Tito, ma tutti erano etnie completamente diverse e si sentivano poi nazioni separate, nazioni diverse. Tra il 1848 e il 1918, dopo la nascita del Regno d'Italia e la perdita del Veneto a seguito della terza guerra d'indipendenza, l'impero austro-ungarico favorì l'affermarsi dell'etnia slovena e croata per contrastare l'irredentismo della popolazione italiana. L'irredentismo italiano in Istria fu un movimento esistente tra gli istriani di etnia italiana che nell'Ottocento e nel Novecento promuoveva l'unione dell'Istria al Regno d'Italia. Nella prima metà dell'Ottocento l'Istria era infatti parte dei territori austro-ungarici. Nel 1861, in occasione della proclamazione del Regno d'Italia, l'Istria non fu annessa all'Italia per svariate ragioni. Per questo motivo moltissimi istriani si organizzarono abbracciando l'irredentismo al fine di ottenere l'annessione al Regno d'Italia, perché ritenevano l'Istria terra irredenta in quanto culturalmente parte del retaggio identitario italiano e geograficamente inclusa nei confini naturali dell'Italia fisica. Analogo movimento si verificò in Dalmazia. La Dalmazia è quella fascia costiera di quelle isolette che praticamente sono di fronte all'Italia e che oggi è Croazia. E promuoveva anche in questo caso l'unione della Dalmazia al Regno d'Italia. Allo scoppio della prima guerra mondiale furono molti gli istriani e i dalmati che si arruolarono nel Regio Esercito italiano a fianco dell'Italia. Tra gli irredenti di oltre confine che si arruolarono nel Regio Esercito ci fu anche Antonio Bergamas, volontario di Gradisca di Sonzo, comune friulano annesso solo dopo la prima guerra mondiale all'Italia, è morto in combattimento senza che il suo corpo fosse mai stato ritrovato. Sua madre, Maria Bergamas, a guerra conclusa, scelse la salma di un soldato italiano morto nella prima guerra mondiale, la cui identità era e resta sconosciuta, a cui fu in seguito data solenne sepoltura nell'altare della patria al Vittoriano. La sua tomba divenne il sacello del Milite Ignoto, che ancora oggi rappresenta tutti i caduti e gli dispersi italiani in guerra. In teoria questa donna, appunto Maria Bergamas, sceglie la salma di questo Milite Ignoto
immaginando che fosse il figlio, quindi possiamo pensare che il milite ignoto che riposa nel Vittoriano sia questo Antonio Bergamas, che quando si arruolò ancora non era neanche italiano, ma è andato a combattere perché le sue terre diventassero italiane. Milite ignoto che il comune di Bulzi ha proclamato come cittadino onorario nel centenario della sepoltura. Al termine della guerra il Regio Esercito si occupò militarmente di tutta la Venezia Giulia e la Dalmazia, secondo i termini dell'armistizio e del patto di Londra. Il patto di Londra era il patto segreto che, se l'Italia entrava in guerra con gli inglesi e i francesi, avrebbero ottenuto le terre dell'Istria, della Dalmazia e del Quarnaro. Ciò provocò reazioni opposte delle diverse etnie, con gli italiani che acclamarono alla redenzione delle loro terre e gli slavi che guardavano con ostilità e preoccupazione i nuovi arrivati. La contrapposizione nazionale subì un nuovo forte inasprimento. La questione dei confini fu infine risolta dai trattati di Saint-Germain e di Rapallo. L'Italia ottenne solo parte di ciò che era stato promesso dal patto segreto di Londra e in base al principio di nazionalità le fu negata la Dalmazia e, ad esempio, Fiume venne proclamata Stato libero e questo epilogo della guerra viene conosciuto come vittoria mutilata. Inoltre col trattato di Rapallo appunto l'Italia perde anche, come vi ho detto, anche Fiume. Nel biennio poi 19-20 l'Italia fu investita da moti di tensioni sociali con proteste, scioperi e agitazioni che coinvolsero anche Trieste e la Venezia Giulia, oltre che la Dalmazia, che erano ancora tutte sotto comunque occupazione militare italiana. Tali problematiche si sommarono alle preesistenti tensioni nazionali e all'idea di vittoria mutilata e divennero un terreno fertile per l'affermazione del nascente fascismo. Ed è in questo momento che la situazione degli slavi inizia a peggiorare. Con la presa del potere da parte del Partito Nazionale Fascista nel 22, quando fu gradualmente introdotta in tutta Italia una politica di assimilazione delle minoranze etniche e nazionali. C'è da dire che simili politiche di assimilazione forzata erano all'epoca cose comuni in Europa, venendo applicate fra gli altri anche da paesi come Francia e Regno Unito, oltre che dalla stessa Jugoslavia successivamente, soprattutto nei confronti delle proprie minoranze italiane. Questa politica avviata dal fascismo fu tuttavia particolarmente pesante, in quanto l'intolleranza nazionale, parola velata da vero e proprio razzismo, venne affiancata e coadiuvata dalle misure repressive tipiche di un regime totalitario. Perché, ad esempio, non so se riuscite a leggerlo, vietarono anche di parlare la lingua slava proprio durante il ventennio. L'azione del governo fascista annullò l'autonomia culturale e linguistica di cui le popolazioni slave avevano sempre goduto ed esasperò i sentimenti di avversione nei confronti dell'Italia, che sfociarono poi nella resa dei conti da parte dell'esercito jugoslavo con lo sterminio di migliaia di italiani nelle foibe. Le foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale da parte dei partigiani jugoslavi di Tito. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici chiamati in Venezia Giulia appunto foibe, dove furono gettati i corpi delle vittime o le stesse ancora in vita. Secondo le stime, le vittime o gli scomparsi in Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia sono comprese tra 7.500 e le 11.000 persone. Il processo di eliminazione si svolge attraverso un'esecuzione di poco atroce che vede i condannati a morte, legati l'uno all'altro con un fil di ferro stretto intorno ai polsi, attendere la propria fine sugli argini delle foibe. L'avvio della strage di massa è innescato da un mitra che spara a raffica sui primi 3 o 4 componenti della catena umana, i quali, precipitando nelle cavità, trascinano con loro il resto dei condannati. Per i sopravvissuti la caduta, la sofferenza è immaginabile e costretti ad attendere la propria inevitabile fine sui cadaveri dei compagni per sofferenze fisiche indicibili. Al massacro delle foibe seguì l'esodo
giuliano-dalmata, ovvero l'emigrazione più o meno forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana, dalla Venezia Giulia, dal Quarnaro, dall'Istria e dalla Dalmazia, territori del Regno d'Italia prima e occupati dall'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia del maresciallo Tito e successivamente annessi alla Jugoslavia tramite i trattati di pace di Parigi del 1947. Gli eventi dai quali ha origine l'esodo istriano sono identificati nella caduta del regime fascista e la dissoluzione delle forze armate dopo l'8 settembre. Nelle regioni balcaniche confinanti con l'Italia, le forze comuniste di Tito prendono il sopravvento sui territori di Croazia e Slovenia. Con l'armistizio dell'8 settembre del 1943 esplode la prima ondata di violenza. I partigiani di Tito si vendicano dei fascisti colpevoli di aver condotto su quegli stessi territori una politica di italianizzazione piuttosto violenta. Ma con il tempo non erano presi di mira solo i militari o gli ex componenti del partito fascista o i fascisti, vengono presi di mira tutti gli italiani che vengono considerati nemici da eliminare e inizia il massacro delle foibe. Migliaia di persone vengono gettate appunto nelle cavità carsiche e dopo una fase di resistenza nel 1945 Tito occupa l'Istria e la Dalmazia. E con il Trattato di Parigi la Jugoslavia appunto ottiene queste terre, l'Istria, Fiume, Zara, Pola, le isole del Quarnaro, per cui inizia a dedicarsi con maggiore forza alla gestione degli italiani sul territorio. L'intento di Tito si palesa chiaramente in una strategia che mira ad una integrazione forzata e subordinata degli italiani che se non accettavano queste condizioni venivano espulsi. Gli veniva requisiti tutti i loro averi e venivano mandati via. Inizia così il tragico esodo innescato dalla speranza di allontanarsi da un clima di terrore e incamminarsi verso condizioni di vita migliori. Le stime attuali rivelano che dal 44 al 58 furono più di 250.000 persone ad abbandonare le proprie case, le proprie terre nel confine orientale d'Italia per cercare fortuna altrove. Questo altrove era l'Italia, che però non li voleva. Gli esuli arrivati in Italia non vengono accolti in maniera benevola, al contrario la maggior parte viene confinata in campi profughi allestiti all'interno di caserme, scuole e strutture di vario genere. Oltre ai numerosi disagi pratici, gli esuli giuliano-dalmati sono costretti a sopportare l'atteggiamento ostile dei connazionali. Una colonia di esuli prende sede a Fertilia e vivono ancora lì. Abbiamo invitato anche il presidente dell'associazione esuli dalmati giuliani, però aveva un impegno oggi proprio ad Oristano e non è potuto venire, però manda i suoi saluti. Come accennato, per molto tempo eventi come il massacro delle foibe e l'esodo istriano-dalmata sono stati purtroppo nascosti o comunque celati nel silenzio per motivi di natura culturale, ideologica o politica, un po' per vergogna, perché fondamentalmente l'idea era che sono stati uccisi tutti i fascisti, o comunque erano fascisti, sono stati uccisi perché erano fascisti, perché avevano... In realtà poi la storia dirà che non vengono solo uccisi prigionieri politici o fascisti, ma in generale bastava essere italiani per essere cacciati o comunque subire una fine non diciamo proprio bella, insomma. Qualcuno ha addirittura giustificato i terribili eventi come una sorta di reazione popolare spontanea attivata dall'idea radicata che i profughi fossero in realtà fascisti, perché anche l'accoglienza degli italiani, come già detto, è stata non tanto diciamo bella, addirittura i treni venivano presi a sassate, perché questi profughi in Italia non li voleva nessuno, perché c'era questa convinzione che fossero tutti fascisti. In realtà ovviamente non era così, alcuni non avevano mai avuto neanche la tessera del partito, quindi hanno ricevuto, oltre il fatto di dover fuggire dalle loro terre, anche un'accoglienza fredda e ostile dai propri connazionali. Spesso si è reso appunto necessario anche l'intervento dei militari per placare le violenze
perché proprio aggredivano i treni di questi profughi che arrivavano in Italia. Quindi l'istituzione del giorno del ricordo, ho letto un post che ha messo Enrico Mentana, diceva che prima o poi non ci sarà bisogno di queste giornate, sia quella della memoria per la Shoah che il giorno del ricordo, però probabilmente ancora i tempi non sono maturi, perché c'è chi ancora nega l'olocausto, c'è chi ancora nega lo sterminio delle foibe, e quindi credo che finché ci sarà qualcuno che nega la realtà o nega la storia, c'è bisogno di queste giornate per ricordare appunto chi ha subito sulla propria pelle delle cose che è meglio neanche immaginare. Quindi adesso Davide farà un altro pezzo. Il convegno l'ho voluto intitolare così, c'è un motivo, e poi ve lo, mano a mano o lo capirete o ve lo dico. Morti da eroi, perché non tanto perché c'è proprio un gesto, no? A parte quello di Anton Pietro, che poi vi racconterò, che fa Leonardo, e quindi credo che valga più probabilmente del gesto eroico di Anton Pietro. Quindi ho voluto intitolare questo convegno Fratelli Muraglia all'azione di due soldati morti da eroi, proprio perché ci sono atti di eroismo un po' in tutta la loro storia. Iniziamo con Leonardo, perché sono
è il primo il fratello più giovane, di cui abbiamo al momento meno notizie, almeno della sua carriera nella Marina e comunque nell'esercito. Quindi Mulargia Leonardo Antonio, nato a Bulzi il 1 luglio del 1924, morto a Sebenicco il 6 giugno 1945, matricola militare 4467. Ho recuperato dagli archivi del comune il foglio matricolare di Mulargia Leonardo, di Antonio Ignazio. In realtà hanno sbagliato perché è scritto a mano ed è Antonio Francesco, però è Antonio Ignazio, e Mulargia Sebastiana. Il 21-10-42 abile e arruolato, il 4-5-43 chiamato alle armi e destinato al deposito del 59esimo reggimento fanteria, il 24-6-43 trasferito nei ruoli della Marina e congedato dall'esercito. Quindi il foglio matricolare si ferma qui, tutto il resto della carriera è conservato nei ruoli matricolari della Marina militare. Quindi figlio di Antonio Ignazio e Mulargia Sebastiana, di anni 20, matricola militare 4467, allievo meccanico volontario appartenente alla scuola meccanici di Venezia della Regia Marina. Dopo l'8 settembre del 43 si dice si fosse arruolato nelle file della Repubblica Sociale Italiana, prestando servizio come Marò nella famosa 10ª MAS. Anche qua io poi vi dirò quello che ho trovato. No, posso dirlo? Emanuele sta facendo una ricerca e probabilmente riusciremo a capire meglio come sono andate le cose, se si sono arruolati, se non si sono arruolati, se hanno fatto in tempo ad arruolarsi o meno. Per il momento è un'ipotesi l'arruolamento, perché io di ufficiale non ho trovato niente. Ho trovato solo un elenco di caduti della Repubblica Sociale, ma è compilato da un gruppo di ricerca storica, l'Altra Verità, per cui non so quanto possono essere attendibili questi elenchi. Quindi aspettiamo magari di vedere i documenti che Emanuele sta analizzando, e poi magari possiamo fare un altro convegno con più notizie, con cose più sicure. Secondo quanto riferito da un prigioniero, che erano prigionieri insieme, come si chiamava Finà di Sedine, fu catturato dagli slavi il 2 maggio del 45 e dopo essere sbarcato a Sebenicco il 6 giugno del 45 scompare mentre si trova prigioniero dei Tittini. A seguito di questo avvenimento, cito la dichiarazione di morte presunta, a seguito di questo avvenimento, non essendosi avute più sue notizie, si ritiene perito al di 6 giugno 45 e il suo corpo non ritrovato e gettato nelle foibe. Mulargia Antonio Pietro, invece, è nato a Bulzi il 1 aprile 1918, è morto a Sebenicco il 6 giugno del 45. Non abbiamo trovato in comune il foglio matricolare, una cosa stranissima, non c'è il foglio matricolare di Anton Pietro, in comune non risulta, non l'abbiamo trovato. C'è da dire che venivano scritti a mano, quindi magari sono andati persi, non lo so. Però matricola militare numero 43.548, è possibile che si sia arruolato direttamente nella Marina, non lo sappiamo. Aspettiamo magari poi da Emanuele. Non credo sia stato richiamato. No, il partito volontario. Credo che lui fosse un militare di carriera. Ok, quindi non so come mai, Risulta però come richiamato in guerra. però non c'è neanche il foglio matricolare. La cosa strana è quella, almeno sai il nome, col fatto che comunque lui fosse arruolato, ci doveva essere, secondo me. Invece nel comune non c'è niente. È un po' strano, un po' un mistero. È capace che non l'abbiano trascritto, perché l'anagrafe di allora è un po'... so. Bene, Antonio Pietro sappiamo che prestò servizio sotto gli ordini del comandante Todaro sul sommergibile Atlantico Cappellini. Il comandante Salvatore Todaro è un eroe di guerra,
è passato alla storia assieme ai suoi sommergibilisti con l'aureola di un marinaio invincibile e senza macchia, sensibile come pochi a valori come quelli dell'onore, del rispetto per l'avversario, dell'intelligenza tattica e strategica e non ultima della straordinaria capacità di trasmettere quei valori a tutti coloro che ebbero la fortuna di condividerne le missioni. Le decorazioni del comandante Salvatore Todaro, una medaglia d'oro, 3 medaglie d'argento, 2 medaglie di bronzo e 2 croci di guerra, ne costituiscono significativa e perenne conferma. Il sommergibile Atlantico Cappellini, dove era imbarcato Anton Pietro almeno fino al 41, è uno dei sommergibili destinati alla base italiana sulla costa atlantica francese denominata in codice Beta Somme. Il 29 settembre del 40, sotto il comando del capitano Salvatore Todaro, Cappellini forzò lo stretto di Gibilterra e senza intoppi iniziò le operazioni in Atlantico, da cui presero le mosse tante mitiche imprese della Marina Militare Italiana. Quelle che gli diedero una gloria non effimera furono l'affondamento del Cabaro nell'ottobre del 40, l'affondamento dello Shakespeare e dell'Emaus rispettivamente il 5 e il 14 gennaio del 41. A tutte e 3 le battaglie prese parte Anton Pietro. In tutti gli episodi il comandante Todaro si distingue perché salva l'equipaggio nemico dopo l'affondamento, quindi prende a bordo 26 naufraghi dalla prima nave, 22 dalla seconda e una decina dall'Emaus, ospitandoli in coperta e navigando necessariamente in superficie per ben 4 giorni prima di poter sbarcare in un porto neutrale, dove sarebbero stati internati nei campi di prigionia. Era un rischio molto alto perché esponeva il sommergibile agli attacchi e delle incursioni dell'aviazione nemica, cosa che venne appunto esplicitamente criticata dall'ammiraglio Donez, che è capo di Stato Maggiore della Marina tedesca. Ebbene, Todaro rispose che al momento dei fatti aveva sentito sulla schiena il peso di molti secoli di civiltà, mentre un ufficiale tedesco forse non avrebbe avvertito quel peso. Insomma, è stato un po' piccato, probabilmente. E poi questa frase che gli scrive il comandante del Cabalo: felice la nazione che ha uomini come voi. Infatti, dopo l'affondamento del mercantile, il Cappellini si avvicina alla nave nemica, ormai in offensiva, e recupera i naufraghi, tra cui il comandante della nave. La guerra imporrebbe di lasciarli al loro destino e allontanarsi in immersione, anche perché se rimaneva in superficie poteva essere attaccato dall'aeronautica. Ma Todaro non ha dubbi su come comportarsi. La ragione e il sentimento di umanità consigliano al comandante in maniera opposta e gli stessi naufraghi restano stupiti e increduli dell'inattesa e positiva sorte L'affondamento dell'Emaus invece è appunto il 14 gennaio del 41. Il Cappellini avvista e attacca il piroscafo britannico Emaus di 7.472 tonnellate, carico di truppe e merci varie. Lo attacca in superficie, prima con un lancio di siluri evitati con una manovra dall'Emaus e poi con le artiglierie. Lo scontro durerà quasi 2 ore. Il Cappellini avrà la ragione del mercantile dopo aver esploso ben 105 colpi ed essere stato colpito 2 volte, subendo seri danni allo scafo, con un morto e diversi feriti fra l'equipaggio. L'Emaus porterà con sé 80 dei suoi 91 marinai. Il Cappellini raggiunse poi Bordeaux in condizioni tali da sembrare un relitto. Per ripararlo furono necessari più di 2 mesi di lavoro in arsenale. Ed è dopo questo affondamento e dopo che il Cappellini torna alla base, il comandante Todaro viene inviato nel Mar Nero, dove poi morirà nel 43, mi pare, e invece Anton Pietro torna a Buzzi in licenza per un periodo, perché comunque era anche stato ferito, a Sappa di Casciano. Ed è proprio durante l'affondamento dell'Emaus che Anton Pietro si distingue per un atto di eroico durante il combattimento.
C'è da dire che il comandante Todaro prediligeva sganciare siluri in maniera razionale soltanto in condizioni ottimali di lancio, non disdegnando anche lo scontro aperto con l'avversario, come accadde infatti per l'affondamento dell'Emaus. E fu proprio durante questa azione del sommergibile Cappellini, sotto gli ordini del comandante Todaro, che il sergente capocannoniere puntatore scelto Antonio Pietro Muraggia compì un atto eroico che gli valse l'onorificenza sul campo prima e una croce al valore militare e altri riconoscimenti dopo. Il Cappellini continua a sparare col cannone di prua e colpisce l'Emaus al centro. Poco dopo la nave rallenta e perde molto vapore, il che venne interpretato da Todaro come un segnale che il piroscafo è stato colpito in un punto vitale. Ciononostante l'Emaus continua a fare fuoco e 2 granate colpiscono la torretta del Cappellini, ferendo i servienti alle mitragliere e troncando la gamba sinistra del tenente del genio navale Danilo Stiepovic, che è quello nella fotografia, il quale, sentendo di stare per morire, chiede ed ottiene di non essere portato sotto coperta per poter assistere all'affondamento della nave nemica. Morirà poco dopo la fine del combattimento. Durante la battaglia il sergente capo cannoniere Antonio Pietro Muraggia viene ferito alla testa e, sprezzante del pericolo e delle ferite riportate, si scrolla il sangue dalla fronte con una manata come se fosse sudore e rimane sul posto continuando a combattere. Questo gesto di cameratismo molto significativo e il suo singolare eroismo davanti al nemico gli valse la singolare onorificenza di potersi rivolgere al comandante con l'autorizzazione a dargli del tu. Da questo momento sei autorizzato a darmi del tu e sarai l'unico che potrà dirmi tu comandante, gli dirà Todaro dopo la battaglia. Tant'è che delle gesta eroiche del Cappellini e del comandante Todaro vengono fatti dei fumetti, chiamiamoli così, Gli Arditi del Mare. Questa è la pubblicazione numero 2, intitolata Il Corsaro dell'Atlantico, ed è proprio la storia dell'affondamento dell'Emaus da parte del sommergibile Cappellini. E c'è appunto la parte dove racconta diciamo, l'atto di eroismo di Anton Pietro, che ferito alla testa continua a sparare, e vi è poi alla fine, ecco, il momento in cui il comandante Todaro gli dice da questo non gli può dare un'onorificenza, cioè non gli può dare una medaglia, non gli può dare nulla in quel momento, e gli dice: ecco, da questo momento sei autorizzato a darmi del tu e sarai l'unico che potrà dire tu comandante. Invece il tenente Stiepovic muore e viene appunto consegnato al mare. E questa è l'onorificenza sul campo. La famiglia mi ha dato la copia della foto con la dedica dietro, dove c'è scritto: al sergente capo cannoniere Muraggia, a cui ho concesso sul campo il diritto a darmi del tu. Salvatore Todaro, Atlantico, settembre 1941. Successivamente poi, ovviamente, la Marina e il Ministero riconosce questo atto di eroismo e di questo marinaio, insomma, di questo sergente Anton Pietro Muraggia, e gli consegna la croce di guerra al valor militare, che c'è dietro nel pannello dedicato ai fratelli Muraggia, con questa motivazione: imbarcato su un sommergibile di grande crociera durante una lunga missione oceanica, nel corso della quale veniva affondato un piroscafo nemico che reagiva al fuoco all'azione del sommergibile, dimostrava elevati doti di entusiasmo, slancio e sprezzo del pericolo. Oceano Atlantico, ottobre 1940, determinazione del 14/12/40. In realtà è il 41, perché il fondamento dell'Emaus è nel 41, però lui era imbarcato dal 40 probabilmente, perché l'affondamento dello Shakespeare è nel 40. Invece questa è un'altra croce di ferro, è il distintivo d'onore, con questa motivazione: il puntatore del pezzo di prora di un sommergibile atlantico ha preso parte a 4 combattimenti col cannone contro unità nemiche, dimostrando sempre entusiasmo e slancio e sprezzo del pericolo veramente esemplari. In particolare, in un combattimento contro un incrociatore ausiliario nemico carico di truppe, essendo gran parte dell'armamento stato ferito da granate,
benché ferito il viso da granate nemiche, rifiutava di farsi sostituire e continuava il fuoco fino all'affondamento della nave nemica. Determinazione del 22 maggio del 42. Oltre a questi riconoscimenti della Marina Militare Italiana, Anton Pietro riceve anche un riconoscimento della Marina Tedesca con una croce di ferro di seconda classe, e l'originale è firmata dal comandante supremo della Marina tedesca, il grande ammiraglio Erich Raeder, condannato all'ergastolo dopo il processo di Norimberga, e poi rilasciato per motivi di salute, è morto nel 55, se non sbaglio, o nel 60, non ricordo. Quindi l'originale di questo riconoscimento è un pezzo storico di un'importanza storica non indifferente, voglio dire, perché comunque la firma di uno dei gerarchi del periodo nazista non è un pezzo che si trova facilmente così E poi c'è il ricordo dell'ammiraglio Ubaldo degli Uberti, ed è qui che la storia diventa, almeno per quello che ho potuto leggere io e verificare io, un po' leggenda, diciamo così, perché dopo il 42, dopo il suo rientro, dopo l'affondamento dell'Emaus, non sappiamo più cosa è successo, almeno io non sono riuscito a trovare notizie certe, perché dopo l'affondamento dell'Emaus siamo nel 42, nel 43 c'è stato l'armistizio dell'8 settembre e quindi il completo disfacimento delle forze armate, ognuno è andato un po' qui, un po' lì, un po' per i fatti loro, eccetera, non si capiva più nulla, però sappiamo da questo ricordo cosa potrebbe essere successo, e vi dico perché. L'ammiraglio della Regia Marina Ubaldo degli Uberti prima è stato un ammiraglio della Marina Militare Italiana e poi della Repubblica Sociale Italiana. Prestò servizio appunto durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale nella Marina fino all'8 settembre del 43 e poi durante la Seconda Guerra Mondiale ricoprì i ruoli di responsabilità presso l'ufficio stampa della Marina, che mantenne lo stesso ruolo poi nella Marina Repubblicana. Quindi un ammiraglio importante sia per la Regia Marina che successivamente per la Marina della Repubblica Sociale. L'ammiraglio Ubaldo degli Uberti incontra, credo a Vicenza, se non sbaglio, sì, a Vicenza appunto Anton Pietro. Si incontrano e l'ammiraglio lo racconta in una lettera. Si incontrano esattamente l'8 dicembre del 43, l'8 novembre del 43, e lui in una lettera, probabilmente suppongo indirizzata perché scrive per Antonio Muraggia, quindi indirizzata ad Antonio Muraggia, il 18 dicembre del 43, e racconta appunto il loro incontro. Nelle parole dell'ammiraglio vi è tutta la stima e la riconoscenza verso questo semplice sergente, cannoniere e portatore scelto, che con eroismo e sprezzo del pericolo aveva saputo servire la patria fino al rischio dell'estremo sacrificio. E vi leggo uno stralcio di questa lettera dove dice così: mi dicono che in anticamera c'è Muraggia, pianto tutto e tutti e vado fuori. Purtroppo non ho potuto parlargli a lungo come avrei voluto, non gli ho potuto far ripetere la storia che più mi interessava e che avrei tanto desiderato di sentire dalla sua voce. Quello che gli aveva detto Tosaro, il suo comandante, avrei voluto che mi ripetesse le precise parole che sono certo scolpite nel suo cuore, memore e fedele. Invece sono stato zitto, gli ho solo domandato se la sua famiglia l'aveva lasciata in Sardegna. E poi continua e dice così: ho lasciato Muraggia senza nemmeno dirgli arrivederci.
L'ho abbracciato non come un figlio, anche se avrà sì e no l'età del mio, ma come un camerata ritrovato dopo tanti anni. Non si conoscevano, non si erano mai incontrati se non il giorno. Gli ho voltato le spalle e ho appoggiato la fronte sul vetro della finestra che guarda il rio dell'Arsenale e ho dovuto far passare buoni 5 minuti prima di tornare nella stanza dove mi aspettavano tutti quegli altri, pensando che in mezzo a tanta meschinità ancora ci sono degli uomini modesti, puri, sereni, i quali nel dovere verso la patria, senza paroloni, senza enfasi, naturalmente fanno l'unico scopo della vita, come il sardo, sergente cannoniere, puntatore scelto, Antonio Pietro Larga. Perché appunto vi dico che sappiamo o presumiamo che si fossero arruolati nella Repubblica Sociale. Perché lo dice qui Ubaldo degli Uberti, e dice questo: la testimonianza del loro arruolamento nelle file della Repubblica Sociale Italiana sotto la famosa 10ª flottiglia MAS del generale Junior Valerio Borghese la troviamo nelle parole dell'ammiraglio Ubaldo degli Uberti, che scrive: gli ho solo domandato se la sua famiglia l'aveva lasciata in Sardegna. Sì, aveva lasciato in Sardegna padre, madre, sorelle, ma un fratello. Questo Ubaldo degli Uberti sta citando quello che gli disse Anton Pietro. Un fratello era rimasto nell'Italia repubblicana, ma siccome si era mimetizzato in una casa di contadini, lui lo aveva scovato fuori e lo aveva convinto ad arruolarsi. Si doveva arruolare anche lui. Ci sono tutti quei nostri morti, gli dice Anton Pietro. E quindi va a prendere Leonardo e probabilmente si arruolano nelle file dell'esercito repubblicano della Repubblica Sociale Italiana. Perché vi dico che non è chiaro? Perché nel certificato di morte presunta che ho potuto visionare c'è scritto questo: c'è scritto che lui prestava servizio presso la 10ª squadriglia MAS. Mi sono un attimo documentato. Le flottiglie MAS erano una serie di squadriglie della Regia Marina e poi, va bene, della Repubblica Sociale, solo la 10ª, composte da motoscafi armati siluranti, quindi MAS, motoscafi armati siluranti. Fecero il loro esordio nella Prima Guerra Mondiale, ma nella Seconda Guerra Mondiale furono appunto utilizzati in maniera più massiccia. Addirittura nella Repubblica Sociale alle flottiglie MAS si unirono dei reparti di fanteria della Marina. La 10ª MAS nasce dalle, tra virgolette, ceneri della prima flottiglia MAS, che è prima flottiglia che è, diciamo, attiva fino al 41, e dal 41 viene chiamata 10ª, che poi passerà sotto la guida di Valerio Junior Borghese come parte della Marina Repubblicana. Però della 10ª MAS facevano parte la prima, la quinta, la 7ª, la 13ª e la 14ª squadriglia, e non c'è la 10ª, perché nel certificato di morte c'è scritto che lui apparteneva alla 10ª squadriglia e non alla 10ª flottiglia, quindi non lo so se è stato un errore di trascrizione o meno, perché la seconda flottiglia MAS, che invece passa alla Marina dell'esercito italiano, quello di co-belligerante, chiamiamolo così, che si trovava a Brindisi, la seconda flottiglia ha nelle sue fila la seconda, la 9ª, la 10ª e la 15ª squadriglia. Quindi se lui faceva parte della 10ª squadriglia, la 10ª squadriglia faceva parte della seconda flottiglia, che è rimasta fedele all'esercito regolare del re, diciamo così, a Brindisi. Questo è, secondo quello che ho trovato, di ufficiale, diciamo di ufficiale, secondo quanto c'è scritto nel certificato di morte presunta
firmato dal Ministro della Marina e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi poi altro non so, aspettiamo notizia da Emanuele. Io però qui ho scritto questo: figlio di Antonio Ignazio Mulargia e Sebastiano Mulargia, di anni 27, matricola militare 43.548, già sergente capocannoniere, puntatore scelto della Regia Marina Militare Italiana, imbarcato nel sotterraneo Atlantico Cappellini sotto gli ordini del comandante Salvatore Todaro. Dopo l'8 settembre si arruola nelle file della Marina Repubblicana, prestando servizio nella famosa 10ª flottiglia MAS. Secondo quanto riferito da un prigioniero, fu anche lui catturato dagli slavi a Pora insieme a Leonardo il 2 maggio del 45, mentre era al servizio della 10ª MAS. Sbarcato a Sebenico il 6 giugno, scompare. A seguito di questo avvenimento, non essendosi avute più sue notizie, sussistono le condizioni per dichiararne la morte presunta, fissata con riferimento alla scomparsa il 6 giugno 1945 per mano dei partigiani di Tito. Il suo corpo gettato nelle foibe e mai ritrovato. Se è vero, senza ombra di dubbio, che i caduti in guerra sono tutti uguali, è anche vero che tra i caduti si distinguono gli eroi, coloro che per qualche merito si sono distinti in atti di eroismo sopra ogni misura. Ora, al di là dell'atto eroico compiuto sul campo di battaglia mentre era imbarcato sul sommergibile Cappellini, da parte di Antonio Pedro Mulargia, che seppur ferito alla testa resta al suo posto e continua a combattere fino all'affondamento della nave nemica, vi è un altro atto di eroismo dettato dall'amore fraterno che merita di essere ricordato e che annovera i fratelli Mulargia nell'Olimpo degli eroi affinché il loro sacrificio non resti vano. Perché anche se i due fratelli si sono trovati a combattere, probabilmente dalla parte sbagliata della storia, hanno combattuto spinti dall'amore incondizionato per la patria. Ci sono tutti quei nostri morti, dirà appunto Anton Pietro. Stando alle testimonianze di un reduce, perché poi Finà torna, non muore nelle foibe, è catturato dagli slavi ma poi verrà rilasciato, è sfuggito dai campi di prigionia tittini. Dopo la cattura a Sebenico tra i due fratelli fu Anton Pietro ad essere chiamato insieme ad altri 10 prigionieri, e chi veniva chiamato poi non faceva più ritorno. Si scoprirà in seguito che venivano gettati nelle foibe. A quel punto Leonardo compì un gesto eroico di amore fraterno e disse ai carcerieri: dove va mio fratello, vado anche io. Allora i partigiani di Tito lasciarono andare il prigioniero e portarono via Leonardo. Non fecero più ritorno. Due fratelli uniti dal destino e dalla guerra, uno più pacato, Leonardo, che forse dopo l'8 settembre sarebbe volentieri tornato a casa dalla famiglia, l'altro, Anton Pietro, più valente probabilmente all'abruzzese, per dirlo all'abruzzese, sprezzante del pericolo e che avrebbe dato la vita per la patria. Entrambi distintisi per eroismo e coraggio. Questi sono stati i due fratelli Mulargia, morti con un atto di eroismo fraterno che va oltre ogni atto eroico sul campo di battaglia contro il nemico e che vale più di qualsiasi medaglia d'oro al valor militare. E per questo atto meritano di essere ricordati al di là della parte per la quale hanno combattuto e sono morti da eroi. Nel 2017 a Fertilia il viceprefetto di Sassari ha conferito ai due fratelli, già sottufficiali della Marina, il diploma e la medaglia di riconoscimento a norma della legge 30 marzo 2004, numero 92, quali martiri delle foibe. Ho finito. Ringrazio Piera perché mi ha dato un sacco di... Adesso non andate via, chiudiamo con un altro pezzo di Davide e poi c'è un piccolo rinfresco. Ernesto ha provato il vino? Come sei?